Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, cari amici, benvenuti anche oggi alla consueta live del giovedì. Giovedì 41 gradi fuori, giusto? Sì. Abbiamo l'aria condizionata che va a balla e le Da prossime stamattina bollette, praticamente abbiamo fatto l'assicurazione. Studiamo le prossime bollette. Non per il caldo, ma per le bollette. Perché arriveranno quelle batoste, ma tanto paga lei. Quindi. Però l'assicurazione sulla vita la dobbiamo fare perché quelle bollette che arrivano. Allora, cari amici, noi siamo qui per voi, vi ricordiamo le solite cose. Inizi tu col pippone del sito perché magari non ci conoscono ancora alcuni che passeranno per sbaglio. Ma certo, allora questo che vedete in sovraimpressione è il nostro sito www.ilcapitano.altervista.org. Questo sito è ormai online dal 2015 e si pone come obiettivo principale di divulgare gratuitamente la radionica. Come vedete, infatti, subito sotto il capitano c'è scritto quadranti radiestesici gratuiti. Si tratta quindi di un sito di divulgazione che è opera e figlio del Marietto Elizia. Esatto, quindi 7 anni fa il Marietto è partito e lei poi si è giunto dopo quanto tempo? Una settimana. Prima ho detto vai avanti tu. Poi si è aggiunta la Hilde e più o meno da parecchi anni, sono anni ormai, 6-7 anni anche la Hilde che collabora con varie operazioni, divulghiamo. Il Marietto, come dicevo, ha ideato questo sito, lo ha predisposto, ha creato tutte le dispense di radionica che troverete in modalità totalmente gratuita sul sito. Questo è l'ultimo nostro ebook, è la nostra opera d'arte, praticamente dal 4 luglio che è in pista, hanno già scaricato più di 600 persone, i video per le spiegazioni sono nei nostri canali. Esatto, sui nostri canali YouTube chiaramente, andate a cercare nelle playlist, sono tutti organizzati i nostri video chiaramente per argomento. Esatto. E dunque potrete ovviamente tramite l'elenco delle playlist disponibili capire anche di quante cose ci occupiamo, anche perché molte persone ci conoscono già, ma altre ci raggiungeranno nel tempo e così avranno modo di comprendere di cosa ci occupiamo, in che modo possiamo aiutarli, eccetera. È comunque una cosa che vedete anche attraverso il sito, perché nelle varie sezioni, oltre al materiale gratuito che troverete anche gli argomenti trattati da noi. Si tratta comunque di ermetismo, di cabala, di tarologia, di radiestesia radionica, eccetera. Di magia, eccetera. Esatto. Però non abbiamo solo cose gratuite, abbiamo anche cose più raffinate per palati più fini e ad esempio il nostro albero sefirotico. Esatto. Devo parlare qualcosa di questo albero sefirotico qui, certo, che non è l'albero del giardino. Intanto, mentre aspettiamo che ci raggiungano un po' di persone, che qualcuno scriva la Mirko, domanda. saluta. Buonasera, ciao Mirko, un primo saluto, buonasera Mirko. Coraggioso apre le danze il Mirko. Allora, mano a mano che si collegano altri amici, quindi anche in attesa di vedere qualche domanda a cui risponderemo in modo gratuito. Appunto, vi ricordo che questa è una diretta di Sibille, quindi se avete una domanda da porre ricordatevi di mettere il vostro nome, la vostra data di nascita, la domanda formulata in modo chiaro su un argomento preciso. E se la domanda riguarda anche un'altra persona, di mettere anche il nome e la data di nascita di questa persona. Chiusa parentesi, in attesa appunto che arrivino delle domande, vi ricordo che sul sito trovate anche i nostri servizi professionali, fra cui questo ciondolo che vedete in sovraimpressione è un talismano molto importante sia per quello che è la nostra tradizione e i significati impliciti contenuti all'interno di questo ciondolo e i suoi simboli, sia per il lavoro radionico e radiestesico che è stato effettuato a protezione, propiziazione, riequilibrio, miglioramento, difesa delle persone che lo indossano. Tra l'altro viene ulteriormente poi personalizzato in seguito nel tempo, ma anche subito, quando lo ritenete più opportuno, possono essere aggiunti anche programmi personali o frequenze specifiche per ottenere, propiziare e raggiungere anche altri obiettivi, oltre ovviamente quelli che abbiamo già predisposto sul ciondolo. Però abbiamo anche i sigilli che chiaramente sono quanti? 44, 42? Sì, i sigilli di Salomone.
Salomone, per quanto riguarda i sigilli planetari, perché Salomone ha divulgato anche altri sigilli di Goezia e altre, l'Almadel, eccetera, quindi altre conoscenze di cui comunque noi siamo portatori o comunque portatori sani, no, perché portiamo avanti questa tradizione. Ovviamente spingiamo e predileggiamo i sigilli planetari proprio perché si prepongono di raddrizzare un po' il tiro di quello che possono essere alcune condizioni planetarie astrologiche difficili della persona. Quindi andiamo a contattare, a intercettare delle forze attraverso simboli, attraverso una ritualistica specifica, le forze più giuste e che servono a colmare appunto le lacune di cui purtroppo un po' tutti qui e là siamo afflitti al momento della nascita, lacune planetarie, e anche per propiziare. Quindi i sigilli sono tantissimi, sono suddivisi per livelli di coscienza o per pianeti, e ciascuno dei sigilli ha un suo compito specifico, può propiziare, migliorare una determinata area. Quindi è chiaro che si va o per urgenza della persona, per obiettivi, eccetera. Comunque anche questo, insieme ad altre cose, come per esempio la pianificazione di quello che può essere un intervento su situazioni particolari, difficili, bloccate, anche questo si prevede sempre meglio almeno un consulto professionale prima, no, di procedere poi. E poi, visto che sta arrivando la guerra, forse non se ne sono reso conto, ma sta arrivando una guerra, abbiamo anche attivato la possibilità di acquistare i sigilli di Mosè. Esatto, questa tradizione che è ancora antecedente alla tradizione di Salomone fa sempre parte dei lasciti della scuola della tradizione cabalistica, riguarda ovviamente tutto un aspetto propiziatorio, ma anche di difesa, di protezione, di prosperità, di fortuna, eccetera. Quindi anche qui si va a lavorare non solo con delle sfere planetarie, ma ancora di più con delle schiere angeliche e con le loro intelligenze, proprio per propiziare qualcosa che è di un livello di coscienza specifico. Quando io parlo di livello di coscienza intendo che il mondo invisibile è organizzato secondo anche quello che sono gli insegnamenti della tradizione cabalistica, che sono raffigurati nell'albero sefirotico attraverso una gerarchia. Questa gerarchia ha ordine e ha compito di mantenere e perpetuare questo mondo materiale, oltre che di occuparsi anche di quello che è di ordine spirituale. Quindi in base alla necessità, in base alla situazione che ci sottoporrete, ma anche alle vostre esigenze, possiamo valutare tutta una serie di interventi, tra cui anche la ritualistica vera e propria. Quindi se un talismano o un sigillo funziona magari con una spinta diversa, ci mette un po' di tempo a ingranare e comunque una volta consacrato alla persona attraverso proprio i suoi simboli e le intelligenze adesso assoggettati, sono come dire nel tempo duraturi e propiziatori sempre, il rituale può aiutare in alcune situazioni mirate, precise per degli scopi imminenti. Non sempre però dovete immaginare che lanciato un rituale non è necessariamente detto che la cosa attecchisca subito, quindi bisogna capire qual è l'intervento più giusto da compiere, il numero di ripetizioni da fare. Se la situazione è complessa potrebbero essere necessari rituali di origine e natura diversi per raggiungere l'obiettivo, quindi ricordatevi che spesso le situazioni richiedono poi tutta una serie di tempistiche e interventi proprio per arrivare al dunque. Ma vedo che insomma, a parte il Mirko, questa sera non ci sono né saluti né nulla. Cosa sta succedendo? Diciamo che questa sera, cioè non questa sera, ma al venerdì sera facciamo poi le pulizie ragioniche per quelle persone che si sono fidate noi. Esatto, vi ricordo che
ci occupiamo oltretutto anche di radionica e radiestesia. La radionica ve l'ho decantata fino a poco fa, quel sito appunto divulga gratuitamente i circuiti da anni. Se non conoscete cosa sono i circuiti radionici, comunque sui nostri canali YouTube trovate veramente moltissimo materiale per cominciare ad approcciarvi a questo mondo e alle onde di forma, quindi attingete, è tutto gratuito. Ma parte comunque della radionica, possiamo dire che l'aspetto femminile della stessa disciplina è la radiestesia, ed è un'attività o una modalità di utilizzare le frequenze sia in modalità ricettiva, quindi sia per indagini, domande, come dire, anche per rispondere o andare a indagare su alcune cose, ma anche per poter modificare, alterare le frequenze tramite la radiestesia attiva. Quindi questi protocolli che noi effettuiamo il venerdì sera sono di radiestesia attiva. Andiamo dunque a riallineare le frequenze, andiamo a correggere quello che ha perso, diciamo così, il suo impatto, la sua efficacia, la sua positività nella nostra vita. E non sto lì a raccontarla tanto perché comunque ne abbiamo parlato tantissimo in tante dirette, e sul nostro sito trovate anche le specifiche, quindi tra l'altro ecco anche protocolli mirati. Questo è andato tantissimo quest'inverno nel tempo degli obblighi vaccinali. Esatto, ma comunque sta andando ancora. E ancora oggi perché ci sono persone che si affidano magari a parenti che hanno fatto la terza esatto, e si rendono conto che c'è qualcosina che non va, quindi cominciano ad avere qualche piccola problematica o qualche preoccupazione importante. Esatto. Quindi. Beh, io penso che, visto che non c'è nessun tipo di domanda, penso che per questa sera possiamo invitarli al prossimo appuntamento. Sì, certo, peccato che nessuno abbia colto questa opportunità di porre una domanda. Gratuita, però siamo anche contenti perché vuol dire che voi state bene, sì. da un lato stanno bene e vuol dire che sono al mare a godersi. E si divertono, poi si lamenteranno il resto dell'anno. Non preoccupatevi, noi siamo sempre qui per 20 euro 45 minuti, no smile, no money, si diceva. Sì, si diceva così. Ecco, a parte le battute, noi vi aspettiamo quando è che... Allora, la mia diretta serale è il martedì alle 21:15, quindi se volete usufruire della possibilità di ottenere una risposta gratuita durante la diretta, la famosa conoscitiva, ogni tanto qualcuno mi scrive, la fai la conoscitiva gratuita? Sì, nella diretta. Certo. La diretta del martedì 21:15, quindi se volete io vi aspetto martedì alle 21:15. Questo martedì che arriva? Esatto, ormai ci siete. Bene, cari amici, grazie, vi salutiamo, grazie per non averci fatto domande, così, perché adesso abbiamo fame, lei deve spadellinare e ci sentiamo alla prossima. Va bene.